Buonasera a tutti, visiti voi, tenore de oggi, è 14 di prima del mese agosto, o di agosto 2020, buona preparazione, vigilia de est, insomma, po' crasa chiesa da die, appunto del mese agosto. Bene, damos un'occhiata subito a Saida, come te si presenta, la vediamo naturalmente da su web, non in fotografia diretta, si presenta a voi, che l'ho aperto, spalazzato, questo è meteo viti all'intervista, che lo pubblica Don Manzano, anzi resta in video in diretta e quindi è possibile applicare da qui questa fotografia. Bene, dimorite non era sul Saravallo, Saravallo non era da 33 gradi, oggi a temperatura massima 23, la minima, oggi è Giovia, che lo copulato tutto già die. Crasa, 34 gradi, 1 grado più di oggi, sia massima che sa minima, spalazzato fino già a mezzodia e poi Carchinughe si presenta, insomma, ha salvato storata a spalazzare adesso tutto. Cominciamo che non toccamento e dolo, a Kent'anno, ho comprato dai Paccos, in quel molto Diego Runeso, marito di Pipina Campos, e Babbo del Nello, Bastianino, Francesco, Giulia e Giovanni. Si interro e storia, sa Battore di Chia, sa Zunnichi, in Sacreia del Santo Giorgio. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutto, da parte del BTD. Addio, Dio. Questa è una fotografia che vorrà fatto io, vai casualmente colande questa camminera letteraria, voi vi siete riscambiati a salutare e io cosa fotografato. Beh, dall'umano poi invece pro che il Gazzanne Arga, l'archeri a Fura, che in Bola Narga e sul Ponte Coloneo, e in che qualcuno li ha posto il manifesto. Poi una scamile, potete scrivere la scamile sia un po' de uno, a che incatti imbolato, Sarga, in su ponte, milli, male, si li portano a attaccare le argane lì carragliene un mare e chi istete die e notte a diarrea e in uve istata a sughettaghetta Chiriol de Carre vi porta a lasciare che questo grastinzu annete in porto e incalchi perché la tassapene molto. Perché se mi scritto in poesia, quindi su che esiste veramente erpilato ed è regalo tutto questo maluachere e l'ata viene già cantato, in questo caso qualcuno ha dato benedizione a mano manca. E intanto a Reanne Esta de Cortes Albertas, a 7 de Capitani, Bestimbizi, appunto, questo che è richiamato autunno in Barbagia, e poi bisogna che viene saltata al desolatore loco, comincia la Giusese, Chimbizzi, che la termina sul battore di chi de Natale. Bene, andiamo a vedere qualche cosa adesso, il giornale, ecco che queste legge elettorale, doppia preferenza, la proposta di coordinamento 3 arriva in via Roma, in pratica
coordinamento 3 sono emina che appartiene al SUPD, che hanno presentato una proposta poi a chi rimanere, chi dal femmina già presente in Consiglio regionale, ne di Pruso, anche una proposta di doppia preferenza e del capolista già alternato, vabbè, insomma, capolista non è che binnappa proprio, cioè la pone in ordine alfabetico, la spone e comunque sia testa una proposta che non risolve questo problema. Este simile a cussa atta sul gruppo del Codoneso, che però ha anche una proposta complessiva e non ve ponete in gioco lo sbarramento. In pratica questa è una proposta che lascia questa legge elettorale blindata perfettamente come Tescomo, cioè praticamente una legge elettorale che elegge solo rappresentante del schieramento italiano. Cos'altro sono inaccessibile, possono non si vi potete assendere che hai sbarramento su chi me procento possa lista e sbarramento su che procento possa coalizione sono praticamente il sbarramento sovietico, cioè sono il sbarramento di carattere antidemocratico che impedisce a chiunque di arrivare a Consiglio regionale sino a este paris che nisso. Quindi uno distrattivo vero e proprio. Manovrina della regione, fondi per strade e sanità, Meloni, appunto il capogruppo, assessore al bilancio, scusate non capogruppo il Rio, abbiamo lavorato nei tempi giusti per dare risposte immediate alle urgenze, ma anche per creare opportunità di crescita per la nostra isola. E va bene. Risorse anche per gli allevamenti dei bovini. L'estate splendente di ville e bed and breakfast, cioè splendente sul senso che si stanno andando bene, solo a luglio ha fatturato i 132 milioni. L'ex alberghiero, l'esperto narra il comparto vola grazie a Luxury, cala al Luxury, non mi scritto questo Luxury, va bene, non lo posso leggere se l'articolo, questo minore cala il low cost, cioè il fai da te. L'isola come una discarica e i rifiuti invadono le strade. E questo è appunto su Chimura Baitan e si strada del Goloneo, sul ponte del Goloneo. Questa è una cosa che succede in tutto, la 131, in tutta la strada del Sardegna, dalla 131 alle carreggiate locali, piazzole colme di immondizia. L'avviso dei sindaci, costi elevati che ricadono sulla comunità. Ma di fatto queste sei strade non sono arga che riguarda locale, diciamo, andare, ma poi che lo schivene che non ve l'imbolare sarga, che appunto sono in camper, rot o cosa simile, insomma, viene schiena tingita, poi domenicale, poi chi la bida e sarga la potete con l'ile differenziare. Invece il problema si pone che per chi non la potete differenziare. Tanto este chi io petito che mai ne presentato una proposta di legge regionale che la regione ha fatto una convenzione che sono rifornitore o anche in modo che non sia rifornitore si accata appunto de collettura di arga insomma ecco cioè chi bidones o il tennisco cassonetto l'ho separato la seconda su tipo di arga e poi dopo colare nello scambio anche la piccare da essere il fornitore non sono posso scomune le competenze ma non è stata bene la ore agricoltura smart cioè intelligente che non era smart un'app per i viticoltori un'applicazione nasce 4 Crapes Sardegna l'app per la viticoltura smart l'applicativo sviluppato per i viticoltori della Sardegna offre previsioni, notifiche personalizzate e strumenti pratici per ottimizzare la gestione del vigneto. Un passo concreto verso la digitalizzazione della viticoltura isolana, che integra tecnologia avanzata, conoscenza agronomica e una forte attenzione al territorio. Questa è una buona applicazione e spero che tutti che la installino.
Pieno di benzina, meno caro a Ferragosto, le quotazioni del petrolio in calo trascinano i carburanti ai minimi dal 2021. Il Codacons, buona notizia per milioni di italiani, ma i prezzi devono scendere ancora. Naufragio davanti a Lampedusa, perdono la vita 27 migranti, poverito. L'ennesima tragedia sulla rotta verso l'Italia porta a 700 le vittime nel 2025. Ucraina, Trump rassicura l'Europa, territori da cedere, decide Kiev. Veramente, come veramente usano già su verbo adatto, prima da scambiare, come che la Russia già è stata disposta a scambiare carchi cantidadi del territorio che su Ucraina, ma figurato un opaco, e come usa il termine esatto, cedere, è stata da cedere, può accontentare Rosa l'arte. Tra i punti fermi anche la richiesta di una tregua prima dei negoziati, ma figurati, dato una tregua, non vada assolutamente manco devi pensare. Invasione di Gaza, c'è un piano operativo, gli appelli internazionali non fermano Israele. Ebbene, Netanyahu che la vita sua politica è legata a questa guerra e quindi hanno da andare innanzi. Insomma. I palestinesi chiedono una tregua, ma Netanyahu tira dritto. Liberate tutti gli ostaggi, questa è una delle scuse principale. Ultimatum di Trump, stop al conflitto o Putin se ne pentirà. Poi che è un ultimatum, è un altro penultimatum, cioè che ha già lanciato questi scadito, ma magari questi scadito non è successo nulla e quindi lanciato un altro penultimatum, un paliazzo praticamente totale che chiede pure sul premio della pace, insomma, vabbè, il Nobel della pace. Tensione prima del vertice in Alaska, anche se per l'esclusione di Zelensky. Vabbè. Muro contro muro sui territori la Russia non cede. Mosca, le posizioni di Mosca e Kiev restano agli antipodi, alla vigilia, vabbè, che le colline che in casa conquistato e in plus che su chi resta da conquistare. E non solo, ma che te ponere un governo sarà che suo che ha accusato Pellegrino che veste in Bielorussia, insomma, culo eletto come te narata tutto che questo Zuzzar è basso stifoso, specialmente in Italia. Bene, e in Sardegna, che in questo tancamo il ritorno de oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa. A proposito, no, quería acordar un'altra cosa, cioè siamo appunto a fannare a elezioni provinciali, penso che non essere su 28 o in una data simile a su 28, sono elezioni provinciali di secondo livello, cioè non hanno assente a votare, ma sul corpo elettorale, le corse delle elezioni provinciali sono tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali. Quindi viene stabilito un corpo elettorale dove si comunica a comunicare quali sono i consiglieri in carica e questo costituisce il corpo elettorale. Questo corpo elettorale sta essere diviso in fasce che hanno a seconda dei suoi abitanti, di dove si vascia, e poi in base a dove si vascia viene assegnato un coefficiente ponderale, cioè il voto di una consiglieri comunale dei vizi ovviamente non vale che tanto questo del numero che sue vizi rappresenta troppo spacca popolazione del suo consigliere comunale del numero e quindi non si consiglieri dettagliano un valore ponderale non si votante, un valore ponderale in base alla popolazione che rappresenta. Sono candidabili a presidente e a consiglieri del suo consiglio provinciale solo Soschiana più che 8 mesi di carica, cioè chi restano in carica più di che 8 mesi. La legge poi prevede che non decaditi da essa carica del consigliere, decaditi pure da essa carica del consigliere o del presidente dessa provincia. Quindi minimo di che 8 mesi di permanenza, come sindaco, come consiglieri comunali.
lo candidato por su Campo Largo, o chiamiamolo Gaio, centro-sinistra si schiggià, lo candidato è Pepe Cicolini, sindaco de Vizi. Bene, che questo tempo terminato, poi magari vi torniamo e ve lo spiego meglio il funzionamento della legge, però più o meno penso che voi avete dato un'idea, no? La poche fittonare che tanta gente che ha ragionato fino a tanta riunione che sono stata sconvocata articolo del suo giornale, per esempio, narra tutti i sindaci pernizi, ma non ha nessun senso. Uno sindaco ha un voto quanto un consigliere comunale, quindi è inutile che tutti i sindaci siano così ponzano di accordo per votare qualcuno, insomma, non serve a nulla che non si consigliere comunale ha un voto che vale accanto al suo sindaco. Del resto il corpo elettorale non è rappresentato dal suo sindaco, ma è rappresentato dai suoi consiglieri eletti, insomma, che sono stati votati, non sono sa collettività sua da un certo numero di abitanti. E dunque è chiaro che sono tutte operazioni di carattere politico, insomma, cioè, non ha senso, per esempio, convocare una riunione territoriale però così porre d'accordo a votare un candidato a presidente. Non ha nessun senso, che tanto le votazioni sono politiche e non si consideri comunale questa espressione, o sinni, questa espressione di una rappresentanza politica e a votare secondo questa rappresentanza politica. Quindi è inutile che uno sindaco un erete damos già appoggio a Nizzi, va bene, tu lo puoi votare, uno voto valete, canto valete che su coefficiente ponderale, però poi binnatatelo vinto dei così serie o lo schesone, insomma, che non sono andati a votare su chi le parete a isse. Questo può anche occare un dubbio, insomma, che a ragionare non è facile di comprendere che non tutti iscano come funzionano le selezioni del secondo livello, che sono uguali se possa provincia e possa città metropolitana. Bene, che in questo terminiamo, vogliamo ponere la sigla di tancatura. A mezzo vedere di buon a tutto da Vizi TV. Adioso e mezzo a caso.